Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, vediamo oggi una delle difese più sorprendenti che si possono giocare contro D4. Questa è una mia partita del campionato italiano Under 16 giocato a Courmayeur nel 2009, dove giocavo contro Margherita Zdevi, un candidato maestro all'epoca. Io ero maestro nazionale, lui era un giocatore mi sembra della Valle d'Aosta, se non mi ricordo male, molto agguerrito, molto forte. Io avevo il nero, questa era una partita importante, dovevo giocare per vincere per forza. Lui mi ha giocato di 4, cavallo F6, C4, la partita di donna. Ecco, e qua gioco cavallo C6, il tango, bellissimo, no? Il nero non muove i pedoni e muove i due cavalli, sorpresa, è davvero incredibile perché sembra un'apertura poco ortodossa ma è perfettamente giocabile. Qua in torneo la maggior parte dei giocatori mi ha giocato, come in questa partita anche, mi ha sempre giocato cavallo F3. In caso di cavallo C3 potrei giocare I5 e c'è tanta teoria, c'è anche un corso nell'Accademia di Mattoscacco. Permettetemi solo di dire, non voglio divagare dalla mia partita, ma dopo cavallo C3 e 5 voglio soltanto dire un trucco con cui ho vinto numerosissime partite anche su internet, che è D5, cavallo E7, il bianco gioca E4, che non è la migliore, perché il bianco sta indebolendo le case nere e il mio alfiere sarà fortissimo, il mio alfiere campo scuro, che potrà salire, quindi gioco cavallo G6 per liberare l'alfiere. A volte, ecco qua, forse il bianco deve giocare mosse diverse da alfiere D3, alfiere C5, ora molte volte, ecco qua, il bianco forse deve giocare cavallo F3, anche se blocca il suo pedone F, io giocherò D6, arrocco, idee di cavallo H5, F4, donna F6 o F5 con un attacco interessante del nero, ma cavallo F3 forse è una delle mosse migliori. Cavallo E2 è una mossa orribile, dopo cavallo E2 c'è cavallo G4, due punti esclamativi. Questo è il trucco che volevo far vedere. Si attacca F2, di solito il bianco risponde a questo trucco arroccando, ma qua segue donna H4 che rinnova l'attacco contro F2 e anche contro H2, e qua davvero è finita. Attacco doppio contro H2, attacco triplo contro F2, il bianco non ha difese, concedere H2 porta al matto, quindi il bianco deve giocare H3 allorché il nero ha un attacco decisivo, per esempio cavallo per F2. A questo punto si minaccia la donna, l'alfiere con scoperta, quindi se il bianco spostasse la donna minimo perderebbe l'alfiere. Poi succederebbe anche di peggio, perché per esempio si potrebbe prendere in H3 con doppio scacco. Doppio scacco significa che si può parare, sono scacco con due pezzi lungo due linee diverse, si può parare solo spostando il re, quindi re H2, qua il nero ha uno scacco di scoperte da matto. Quindi bellissimo. Quindi ricapitoliamo. In caso di cavallo C3, che di solito non mi hanno giocato in torneo, ma online si ho vinto tantissime partite proprio con questo trucco, il bianco gioca E4, alfiere D3, cavallo E2 perché viene spontaneo giocare così per non bloccarsi il pedone F, ma continuo con alfiere C5, cavallo E2, errore decisivo, cavallo G4, arrocco, donna H4, H3, cavallo per F2. Il bianco a volte prova a giocare torre per F2, ma qua ho già la qualità in più, vantaggio decisivo. Non c'è nulla che il bianco possa fare per salvarsi. Poi può arrivare anche il cavallo H4, a volte sacrifici di alfiere, ma il vantaggio di materiale del nero è già decisivo, qualità e pedone in più, 3 punti di materiale. Quindi torniamo indietro, il mio avversario mi gioca cavallo F3, io gioco E6. Ecco, molte volte qua, per esempio su cavallo C3 potrei voler giocare alfiere B4, entrando in una sorta di bogo indiana, quindi qua il bianco mi gioca A3. E a questo punto dopo A3, gioco una cosa apparentemente stranissima, D6, rinuncio a far uscire il mio alfiere, con questa diagonale, dopo cavallo C3, G6. Qua si viola la regola generale di occupare il centro, ma anche si viola la regola generale di non aprire due diagonali per l'alfiere, eppure
che apro questa diagonale, voglio mettere alfiere in fianchetto, eppure tutto questo è possibile, che il bianco ha gettato via un tempo con A3. E tra l'altro mi ero ispirato a Fabiano Caruana, che ha vinto numerose partite, una anche al campionato italiano svoltosi a Cremona, la mia città natale, del 2006, che ero andato, una partita che ero andato a vedere dal vivo, dove con il nero in questa variante aveva sconfitto Michelangelo Scalcione, un forte giocatore italiano dell'Emilia Romagna, e mi ha impressionato come lo aveva sconfitto con questa apertura Caruana. Ecco qua, il bianco gioca E4, alfiere G7, alfiere 2, arrocco, ecco qua. Questa è se io giocassi E5, serve una sorta di Mar del Plata, un'est indiana, dove il bianco ha un tempo in più, ma diciamo che A3 non è troppo utile. A3 non è utilissima, perché il bianco vorrebbe poi spingere cioè l'ala di donna con magari torre B1, B4, B5, A4, attaccare nella di donna, e magari il pedone voleva subito avanzare in A4. Però qua, anziché giocare E5, gioco torre 8, una mossa. L'idea è che per esempio, se il bianco gioca alfiere E3, posso giocare E5, e su D5 cavallo D4. Questa è l'idea, non devo tornare indietro come nell'est indiana. Metto il cavallo in D4, dove magari il cavallo è fortissimo, magari voglio prendere la coppia degli alfieri, e su cavallo per D4 e per D4, alfiere per D4, cavallo per E4, ecco, si entra qua in una posizione che sembra pari, ma in realtà è già migliore per il nero. Perché? Perché questo alfiere è forte, l'alfiere in E2 è cattivo perché ci sono dei pedoni fissati sul bianco, e qua il nero può prendere il sopravvento sulle case scure. Ci sono anche, a Caruana mi sembra che ha vinto una posizione simile anche, nel 2007 mi sembra. Ecco, qua quindi il bianco mi ha giocato alfiere G5 per provocare H6, ma a me non dispiace giocare H6. Ecco, qua mi gioca alfiere H4, su alfiere 3 voglio giocare sempre I5, su D5 cavallo D4. Partita di Salic contro Caruana giocata nel 2020 su chess.com, dove Caruana vince con il nero, quindi dico, il mio ispiratore era molto forte. E in questo caso è un'ispirazione a posteriore la partita del 2020, però ripeto, io mi ero ispirato a partite, siamo nel 2009 in questa partita, e mi ero ispirato a partite del 2006 e del 2007 di Caruana, una delle quali l'avevo vista anche dal vivo. Ok, qua il bianco gioca alfiere H4, ecco qua E5 non è più così forte, ma gioco G5 e cavallo H5, guadagno dei tempi su questo alfiere, voglio iniziare il pawn storm tipico dell'est indiana. Il bianco mi gioca D5, ecco qua. Questa è la partita menzionata precedentemente, Scalcione contro Caruana, dove Caruana aveva giocato cavallo E7 e poi ha vinto una bellissima partita, Cremona 2006, campionato italiano assoluto. Io qua giocai cavallo per G3, penso che non mi ricordavo la partita di Caruana, ma cavallo per G3 è altrettanto buona per andare in E5. Il bianco gioca cavallo D4, forse per giocare F4, per tenere i pezzi, non so bene perché. Ora che ci penso, vabbè, io qua stavo già bene, avrei potuto giocare E per D, C per D e poi iniziare con G4. Anche prima A6 per tenere la casella in B5, poi giocare G4, donna G5, H5, H4, iniziare il pawn storm nell'ala di re. Sarei stato molto bene, o G4 subito, sempre con queste idee. Ecco qua, giocai C6, cavallo C2, qua ancora G4 poteva essere interessante, o presa, come ho giocato io, e qua a questo punto G4, con l'idea di giocare donna G5, spingere il pedone H, magari attaccare nella di re. E qua gioca il cavallo G6, lui mi gioca cavallo E3, C5, qua imposto una struttura a Benoni, interessante la coppia degli alfieri, questo alfiere non ha rivale, ma voglio giocare A6, B5, avanzare nella di donna, sono forte nella grande diagonale. Il bianco gioca donna C2, alfiere D4, cavallo F5, il cavallo va nell'avamposto, glielo cambio, cedo la coppia degli alfieri, ma sono forte sulle case scure. E per F5, io qua giocai cavallo E5. Il motore di oggi preferisce cavallo F8 con l'idea di dirigersi attraverso D7 o H7 in F6, poi giocare Re G7 e poi attaccare con i pedoni del nero. Era un forte attacco. Nelle posizioni con alfieri di colore contrario, dove il mio alfiere è più attivo, non è bloccato dai suoi propri pedoni, ecco, in questo caso è molto importante assumere l'iniziativa. Io qua ho giocato cavallo E5,
Il bianco ha giocato cavallo E4. Ecco, a questo punto era un pochino fastidioso il cavallo in E4. Ho giocato donna E7, lui mi gioca F6, io metto la donna in F8. Non ero preoccupato perché ho pensato che questo pedone potesse diventare debole, mi accingo ad attaccarlo. Ecco, lui mi gioca re H1, perché re H1? Per togliere il re da questa diagonale, voler giocare F4, ecco qua cavallo D7, assediando questo pedone. Ed ecco, il bianco pensava che fosse tutto ok, pensava di dominarmi, perché gioca alfiere B5. La sua idea è: mi inchiodo il cavallo, F6 non è attaccato, F6 non cade, il bianco sta meglio. Niente di più sbagliato, perché a questo punto un colpo in stile harakiri. Adesso sacrificio di materiale di lungo termine, 2 punti esclamativi, torre per E4. Sacrifico la qualità. Il punto è che se il bianco giocasse alfiere per D7, non ho sacrificato nulla, il pedone in D5 probabilmente cade, il pedone è debole, anche il pedone in F6. A questo punto, se giocasse tipo F4 e G per F4, avrei anche attacco lungo questa colonna, potrei andare a prendere il pedone F, e sto meglio io, il re non può andare in G1. Il bianco accetta la qualità e gioco cavallo per F6. A questo punto ho qualità per un pedone, però ho i miei pezzi che dominano la scacchiera, c'è solo la colonna è aperta, D5 è debole, questo alfiere non si sa cosa faccia, B2 è debole, il nero domina la posizione. Bianco gioca donna F5, qua avrei potuto prendere il secondo pedone per la qualità, il pedone c'è passato, ho una maggioranza, gioco su tutte le ali, nero un vantaggio dirompente. Io gioco donna C8, perché voglio giocare il finale, se entro nel finale nonostante il materiale in meno, che recupererò in breve, sto meglio, metterò in moto la maggioranza, domino le case nere, il cavallo salto, guadagna D5, B2, sto molto meglio. Donna C2, donna G4, qua voglio creare un attacco, un possibile attacco da matto, donna H5, regge 1 e cavallo G4. Lui gioca, per esempio se lui gioca una mossa, se lui passa, donna H5 scacco, regge 1 e cavallo G4, che era un attacco pazzesco, se dà un buco al re cade F2, con effetti decisivi. Il bianco gioca alfiere 2, donna E4, voglio cambiare le donne su donna per E4, cavallo per E4, che qua gli cadrà qualcosa, gli cadrà, avrò un secondo pedone per la qualità di 5 debole, mantengo un vantaggio molto molto grande, soprattutto se poi riesco a mettere in moto i miei pedoni. Il bianco gioca alfiere di 3, ecco qua non so perché non ho catturato in D5, perché è un pedone, il nero avrebbe un chiaro vantaggio, poi posso anche ancora continuare con i miei piani d'attacco anche, o G4, donna G5, H5, H4, ho già 2 pedoni per la qualità, sto meglio, non so perché non ho forse non avevo ancora affinato la filosofia che un pedone è un pedone. Gioco donna G4, ecco qua, forse volevo giocare la strategia adottata dai giocatori sovietici di ripetere 2 volte la posizione prima di cambiare e prendere il pedone, forse era questo che volevo fare, dargli l'illusione di poter ripetere, perché è un crollo psicologico ripetere 2 volte e poi cambiare. Ma ok, ci pensa lui a cambiare la posizione stando peggio, non so se magari pensava di stare meglio per il materiale, però ecco, diciamo che avere un pedone in più è un vantaggio numerico, la qualità, proprio appunto come si chiama, vantaggio di qualità, è un vantaggio qualitativo, perché di solito è la torre più forte con un pezzo leggero, in questa posizione però non si vede il vantaggio della qualità perché le torri bianche non fanno nulla, quindi non si sente tale vantaggio. Donna H5 scacco, regge 1 G4, ora voglio giocare re G7, piano, re G7, donna G5, H5, torre H8, H4, G per H4, torre per e dare matto sulla colonna H. Gioca torre 1, donna G5, voglio iniziare col mio piano, il bianco gioca torre E7, mi invade la settima, ora devo essere furbo, se gioco re G7 mi può creare problemi. Cavallo H5 scoperta, attacco la torre e minaccio G3. A questo punto il mio avversario gioca torre F1, che forse non è granché, e qua prendo in G3. Ora ho preso un altro pedone per la qualità, sto benissimo. Il mio avversario, ora qua penso che fossimo in Zainot, il mio avversario mi dà scacco in H7, re G7, tutto è difeso. A questo punto donna D3 mi attacca il cavallo. Ecco qua avrei avuto una mossa da 2 punti esclamativi che avrebbe vinto subito. Allora io ho giocato cavallo H5, ecco, mi è scappata la mossa con il mouse, io avrei voluto giocare
cavallo, io ho giocato cavallo H5 che dovrebbe vincere perché minaccio G3, cioè sto un po' meglio, posso giocare cavallo F7 attaccare l'alfiere, G3 è una minaccia fortissima, ma molto più forte e spettacolare sarebbe stata cavallo H1 minaccia G3, più che altro minaccia di prendere in F2 col cavallo con attacco spettacolare, e cavallo H1 era devastante. E in caso di re per H1 gioco donna H4, re G1, donna per F2, re H1, re H2, donna H4 e vinco. Una rete di matto, il bianco può salvarsi solo dando la donna, dando quindi la partita. Quindi cavallo H1 avrebbe chiuso. Io gioco cavallo H5, comunque va bene. Lui mi gioca donna E4, io gioco G3. Ah no, chiedo scusa, non ho giocato G3 e non ho nemmeno giocato... ecco, qua donna E4 si espone apparentemente un trucco. G3 faceva parte del piano anche, ma è che ho visto un trucco e ho voluto difendermi con torre F8 con una mossa di profilassi. Ecco, qua avrei potuto giocare anche cavallo F6, che sarebbe stato un errore perché su cavallo F6 con attacco doppio sono sempre in tempo per prendere un trucco. Torre per F7, 2 punti esclamativi. Ora starei ancora bene andando in H8, ma la partita si è complicata molto. Ma se prendo la torre, donna E7 scacco matto, il re in una rete di matto non ha dove scappare e perdo. Quindi ultimo pezzo in gioco anche con effetti difensivi, torre F8, 2 punti esclamativi. Non ho più paura di torre per F7, torre per F7. Ora mi accingo a giocare G3. G3 è devastante, è che G3 prendo in F2, minaccio anche cavallo F6, cioè cavallo F6 è un attacco doppio. Se per esempio lui prova a spostare il re, non so dove, in F1, cavallo F6, un attacco doppio. Se gioca donna F5 non mi interessa, prendo in H7, se cambia le donne qua con 2 pezzi per la torre vinco la partita. Il mio avversario gioca donna F5, qua non ho più il doppio di prima di cavallo F6, ma gioco donna per e G3 e qua vinco perché prendo in F2. Lui gioca torre F1, però che è già andata, non si può salvare la partita, anche se gioca re F1, G per F2, se sposta la torre poi gioco cavallo G3 doppio, promuovo, cioè è finita. Lui gioca torre F1, io gioco re F6 attacco doppio, aspetto a prendere in F2, torre per B7, re per F5, posso prendere in F2 quando voglio, già 2 pezzi per la torre, poi il pedone in F2 sarà così forte che probabilmente dovrà darmi la qualità. Lui prende anche in A7, G per F2. Se gioca torre per F2 un pezzo in meno è partita persa, gioca re H2 ma è persa. Re F4. Questo semplice piano dovrebbe risultare vincente. Torre, se inizia a spingere i pedoni perde, A4 gioco re 3, mi da scacco in E7 da un controscacco, poi gioco re 2 e la partita si conclude. Guadagnerò la torre sul pedone, ho 2 pezzi in più. Poi li mangio tutto, poi la torre entra in difesa a catturare il pedone passato e vinco. Il mio avversario gioca torre A4, re E3, voglio andare in E2, G4, re E2. La torre cade perché se si avvicina al re, se si avvicina alla torre gioco cavallo F4, deviazione del difensore, poi vinco, guadagno la torre e poi promuovo il pedone. Ecco qua, lui dà la torre ma ormai è persa, re per F2, G per H5, prende il cavallo, ora un pezzo in meno e poi gli crea una rete di matto, torre G8, il bianco abbandona. Perché abbandona? Perché per esempio si gioca torre C4, alfiere E5, su re H1 torre G1 matto, su re H3 torre G3, re H4 alfiere F6 matto, se torna in H2 per esempio do una scoperta, no? E vinco la partita, poi gli vado a mangiare tutti i pedoni e vinco. Una partita interessante e abbiamo visto un'apertura molto straordinaria, cavallo C6, l'ho giocata in una partita molto importante di un campionato italiano giovanile under 16 del 2009, più di un decennio fa.